Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli, e i tifosi sono già in fermento. Sì, siamo tornati con un nuovo aggiornamento caldo, pieno di aspettative e mistero, sul nostro amato Napoli. E guarda, quello che sta succedendo dietro le quinte promette di scuotere le fondamenta del club. Ma prima di dirvi cosa sta per succedere, sapete già come funziona. Mettete subito un like e iscrivetevi al canale. Perché qui riceverete tutte le notizie in anteprima e con l'intensità che meritate. Ora fate un respiro profondo, perché dietro le quinte del Napoli l'atmosfera è bollente. Qualcosa di grande si sta preparando nei corridoi del club e, se tutto sarà confermato, questa notizia potrebbe cambiare completamente il corso della stagione. Allacciate le cinture, perché quello che sta per arrivare promette di scuotere tutto il panorama calcistico italiano. E la notizia che sta scuotendo il dietro le quinte del calcio europeo coinvolge niente meno che Victor Osimhen. Sì, proprio lui, il bomber che ha incantato il Napoli e ha fatto la storia con la maglia azzurra. Ora è di nuovo oggetto di un forte interesse da parte del Paris Saint-Germain. Secondo le informazioni del giornalista Gerardo Fasano, il PSG è determinato a ingaggiare l'attaccante nigeriano e avrebbe già presentato una proposta concreta ad Aurelio De Laurentiis, 45 milioni di euro più Kolo Muani, in uno scambio che, se confermato, potrebbe cambiare completamente l'attacco del Napoli. Inoltre, secondo Fasano, la richiesta è partita direttamente da Luis Enrique, allenatore del PSG, che vuole mettere insieme un nuovo attacco esplosivo con Osimhen al fianco di Kvaratskhelia, ripetendo l'intesa che ha funzionato così bene in Campania. È una proposta carica di simbolismo e sfida. Dopotutto, stiamo parlando di uno dei più grandi idoli recenti del Napoli, che potrebbe essere in partenza, ma anche di un'opportunità per portare un nome importante come Kolo Muani. Un attaccante con caratteristiche diverse, ma che potrebbe adattarsi bene allo stile di Antonio Conte. Il club napoletano, che si sta dimostrando strategico e paziente sul mercato, potrebbe trovarsi di fronte a una delle decisioni più difficili degli ultimi anni. Vendere Osimhen ora significa rinunciare a un'icona, ma può anche significare rinnovare la rosa con intelligenza ed equilibrio finanziario. E con il PSG disposto a negoziare seriamente, questa telenovela potrebbe avere nuovi capitoli in qualsiasi momento. E ora, tifosi del Napoli, la parola è vostra, vendereste Osimhen per 45 milioni più Kolo Muani? Pensate che valga la pena rinunciare al nostro numero 9 per questo pacchetto? O l'ideale sarebbe tenerlo, a qualsiasi costo, per cercare di conquistare nuovi titoli con la rosa attuale? Scrivete qui nei commenti, perché vogliamo davvero sapere cosa prova il vero cuore napoletano in questo momento. E se ti è piaciuta questa analisi e vuoi continuare a ricevere aggiornamenti dietro le quinte come questo, lascia un super grazie per rafforzare il canale. Alla prossima, e forza Napoli!